Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Se l'obiettivo dichiarato è quello di entrare nel mito e quindi nella leggenda, prima bisogna cominciare a scrivere la storia, facendolo da Cividale del Friuli. Essere un mito, diventare popolare, significa suscitare stupore. Per impressionare veramente è necessario trovare un modo per innescare questa reazione. Per essere un mito, quindi, bisogna ridefinirsi ogni giorno. La prima pagina della Mito Marathon l'hanno firmata due africani. Il keniano Simon Nyeri Kamau, che ha saputo gestire bene le energie, e la filiforme etiope Getachew Sintayeku. 2 ore 14,50 per l'atleta degli altopiani del Kenya e 2,45,6 per la ragazza etiope. Dopo una fuga iniziale tra i maschi suicida e il ritiro attorno al 30° chilometro del connazionale Kibek Kitanui, Kamau ha preso il largo grazie a un ritmo costante che lo ha portato al traguardo in magnifica solitudine, precedendo nettamente il connazionale Moses Lekura, atletica potenza picena, che ha concluso le 2 tornate del circuito in 2 ore 29,48, e l'italiano Tommaso Manfredini, atletica MDS Panaria Group, bronzo in 2 ore 41,50. Quinto posto per il primo regionale Alessandro Ambrosi, Fincantieri Varsila, in 3 ore nette e 45 secondi. Tecnicamente più modesta la prova femminile, dove la vincitrice Getachew Sintayeku ha terminato la prova camminando, causa una tremenda crisi, probabilmente dovuta alla disidratazione. 2 ore 45,6 è comunque crono dignitoso, anche se il passaggio a metà gara in 1 ora 14,39 la proiettava a un finale decisamente diverso. Al secondo posto si è classificata Elisa Pivetti della Libertà Surine in 3 ore 10,14 e al terzo Astrid Faganelli al Mico Corse in 3 ore 14,38. Sono stati 142 i classificati tra maschi e femmine. Concludere una maratona è sempre comunque difficile, farlo a fronte di asperità tecniche e altimetriche, con crono importanti e tanta roba. Giù il cappello quindi a Stefano Scaini, che ha estratto dal cilindro del continente nero 2 vincitori di sicuro talento. Ascoltiamo il direttore tecnico della Mito Marathon. Si sta chiudendo quello che è la prima edizione, la prima parte della Mito Marathon FVG, posso aggiungere. È un lavoro, diciamo, che ha dato frutto con fatiche, è un gruppo eterogeneo, e io ho fatto una parte, la parte sportiva, il quale mi vizia un pochettino, perché venendo da quelle parti, da parte del podismo, della pratica sportiva, della corsa, diciamo, sono contento di portare anche qualche nome, qualche atleta forte. Io sono un tifoso azzurro. In questo caso abbiamo avuto un Stefano La Rosa che sta ricominciando a correre. Avevo barato, gli avevo detto che il percorso di Cividale era piatto, era flat completamente, non è piatto, che chiaramente il cividalese offre grandi scenari, grandi territori, belli da vedere, belli anche da gustare, però dal punto di vista dell'up and down abbiamo avuto quel centinaio di metri di dislivello di somma che hanno allietato la muscolatura dei nostri fondisti, perché comunque parliamo della mezza maratona e della maratona, cioè quel doppio giro di 21,097 più 21,097. Abbiamo avuto un paio di defiance, questo amico keniano che è partito fortissimo, è passato qua alla mezza per correre la maratona in 63,48, un po' azzardato, ci credeva, voleva correre forte e diciamo che poi l'ha pagato, e tanto che ha dovuto gettare bandiera bianca all'ultimo chilometro e mezzo. Questo è un rammarico per noi, ma anche comunque una forma di motivazione per gli stessi atleti che comunque ci tengono fino alla fine, e anche nonostante queste carenze, diciamo, di tipo glucidico o di forza, di energie, in questo caso provano fino in fondo finché non rimangono stremati. E possiamo dire che siamo contenti, abbiamo avuto una forte partecipazione, ma soprattutto nell'ultimo periodo. È un'edizione zero. Io ho cercato di coinvolgere tutti quello che sono le associazioni del territorio con cui sono amico. Sulla distanza dimezzata della Mito Half Marathon, 260 i classificati, il 36enne grossetano Stefano La Rosa, Corpo Sportivo Carabinieri, ha retto per 3/4 di gara il ritmo del giovane keniano John Kameto, al debutto in Europa proprio qui a Cividale, che alla fine l'ha spuntata in 1 ora 4,30, il tempo del vincitore.
Per la rosa olimpionico di maratona a Rio de Janeiro, un secondo posto in 1 ora 5:27 di spessore che conferma la sua invidiabile competitività al crepuscolo di una grande carriera sportiva. Bronzo a un altro azzurro, Ahmed Ogda dell'Atletica Casone Noceto in 1 ora 6:13. Ma vanno sottolineate anche le incoraggianti prestazioni degli atleti regionali. Omar Zampris, friulano della Sindustria Padova, quarto al debutto sulla distanza, in 1 ora 8:16. Tobia Beltrame, Trieste Atletica, quinto in 1 ora 8:37. Giuseppe Puntel, Sportiamo, sesto in 1 ora 12:06. E Nicola D'Andrea, Aldomoro Paluzza, settimo in 1 ora 13:24. Abbiamo raccolto le impressioni di Beltrame e Zampis. Ascoltiamo. Percorso sicuramente molto impegnativo. Oggi io e Omar Zampis abbiamo fatto gara assieme, poi lui ha aumentato un po' nell'ultima parte, io avevo paura di non farcela, quindi ho dovuto rallentare un pochino. Sì, percorso molto muscolare che si concludeva con una bella salita. Sicuramente è difficile fare un tempo qua, però un buon allenamento messo in cascina. Oggi per me è stato l'esordio in mezza maratona, ho condiviso quasi 2/3 di gara con Tobia Beltrame che mi ha dato una forte mano nei primi 15 km, poi piano piano lui si è staccato e ho continuato sempre al mio ritmo e ho condotto una buona gara. Il percorso non era facile, quindi sono contento del risultato che ho portato a casa. La mezza maratona donne ha incoronato un'altra giovane keniana di talento, Pauline Ekison Narogoi, longilinea ragazza dalle grandi ambizioni, supportata da enormi potenzialità. Ne sentiremo ancora parlare perché ha concluso la sua performance in 1 ora 9:50, tempo che ha fatto rizzare le antenne a molti tecnici e allenatori presenti, soprattutto in considerazione del fatto che ha corso da sola e il tracciato di gara, panoramico ma pieno di curve e saliscendi, non facilitava certo prestazioni cronometriche e interessanti. La polacca Caroline Dodolska, 14esima alla maratona olimpica di Tokyo, ha concluso al secondo posto in 1 ora 12:13. Terza e prima atleta regionale, Alessandra Candotti, triathlon Lignano Sabbiadoro, in 1 ora 32:56. Narrata da uno speaker ispirato e preparato come Paolo Mouton e riscaldata dalle musiche del DJ Michele Patatti, la mattinata di gare assegnava i titoli regionali di maratona che sono andati ad Alessandro Ambrosi della Fincantieri Varsila davanti a Matteo Pecile della Keep Moving e a Franco Brussolo dell'Atletica Aviano, e tra le donne ad Elisa Pivetti, Liberta Surine su Astrid Faganel ed Alessia Epis della Ialmico Corse. Gli eventi di contorno a maratona e maratonina sono stati le staffette a 4 elementi sulla distanza dei 42 km, 30 le squadre classificate, che ha visto al primo posto il podismo Butrio, secondo il GS Natisone, e terzo il Black New Team. Nella staffetta hanno gareggiato anche il campione olimpico Massimiliano Rosolino, che ha corso assieme alla maratoneta Anna Incerti. Ma centinaia sono stati anche i partecipanti alla Mito in Rosa per la raccolta fondi per la Lega Italiana Lotta contro i Tumori. Partiti da Largo Boiani, i partecipanti e le partecipanti hanno raggiunto, dopo 7 chilometri di piacevole scampagnata, Villa de Clericini, storica dimora settecentesca veneta, nella frazione di Bottenicco. La soddisfazione nelle parole del project manager e della presidente del comitato organizzatore. Sentiamoli. Beh, allora grande soddisfazione, sono arrivati i primi atleti al traguardo qui alla Mito Marathon, la giornata è stata clemente, penso che si siano divertiti, un percorso duro, abbiamo visto delle belle prestazioni cronometriche, soprattutto nella mezza femminile, come aveva anticipato il buon Stefano Scaini, e siamo davvero soddisfatti per tutto lo sforzo prodotto dai volontari, dall'ANA, degli alpini e tutte le società del territorio che ci hanno dato una grossa mano a realizzare e sono entrati con noi nel Mito. Adesso vi aspettiamo il 2 ottobre a Palmanova, più forti che mai e magari con tanti altri atleti che vogliono seguirci e continuare a completare il ciclo. Una giornata fantastica, non so che dire, una bellissima giornata, un'emozione grandissima e grandissima soddisfazione, perché vedere tutta questa gente, vedere tutta questa partecipazione, questo bellissimo ambiente è veramente bellissimo. Siamo veramente orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare e speriamo di riuscire a continuare così.
Ma l'evento Mito Marathon ha anche tributato il dovuto omaggio a una città che il 1 aprile 2013 ebbe l'onore di ospitare il traguardo finale, si partiva da Aquileia, del campionato italiano di maratona, con le vittorie di Ruggero Pertile e di Elisa Stefani. E Pertile è ritornato a Cividale nelle vesti di tecnico di Stefano La Rosa e Omar Zampis. Le carte che il comitato organizzatore giocherà anche in futuro sono quelle già messe sul tavolo quest'anno. La via maestra indicata dall'assessore regionale al turismo e alle attività produttive Sergio Emidio Bini sarà quella di far conoscere attraverso lo sport le ricchezze ambientali, turistiche, storiche, artistiche e produttive di un territorio unico che sa offrire il meglio di sé nelle occasioni che contano. Parole condivise anche dall'assessore allo sport del comune di Cividale, Giuseppe Ruolo. Sentiamolo. Al momento non possiamo far altro che ritenerci soddisfatti per questa manifestazione che è ancora in corso, è la novità del 2021 per il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo avuto la fortuna e la possibilità di ospitarli qui a Cividale. È l'ennesima dimostrazione di quanto lo sport può essere un veicolo importante sia di promozione ma anche di ritorno turistico per il nostro territorio. I numeri al momento ci dicono che arrivano atleti da 15 nazioni diversi, c'è stata una promozione a livello europeo di questa manifestazione, quindi di conseguenza una promozione del Friuli Venezia Giulia, di Cividale, ma non solo, di tutto il territorio, perché ricordiamo il grande lavoro fatto dallo staff, dalla SD Exclamative a livello turistico, con pacchetti che vanno da tutto il fine settimana fino a domani con il ponte del 1° novembre, che portano i visitatori ad andare anche a Palmanova e ad Aquileia. Quindi benvengano queste manifestazioni che uniscono sicuramente il turismo a quello che è lo sport e quindi al benessere, ed è quello di cui abbiamo bisogno dopo un periodo così difficile legato alla pandemia. La seconda tacca sulla medaglia triplice sarà applicata il prossimo anno al termine della Mito Marathon di Palmanova. Dalla città longobarda alla città fortezza pianificata dai veneziani nel 1593, il passo è breve. Un anno passa in fretta e per gli organizzatori è già tempo di mettersi in cammino. La 38esima edizione della cronoscalata Faedis Canebola, che si è disputata lunedì 1 novembre, ha un nuovo leader che si va ad aggiungere all'Albo d'Oro di questa storica gara di fine stagione. Tobia Beltrame della Trieste Atletica ha confermato il suo momento magico andando a vincere la prova in 30 minuti e 2 secondi dopo il 5° posto di ieri a Cividale. Seconda posizione per Giulio Simonetti, Gemona Atletica in 31 minuti netti, e terza per il keniano Kosea Kiplaga Kemunian. Tra le donne vittoria etiope con Esther Vaveru Vangui in 36 e 46, con un buon secondo posto di Ariana Del Pino, 22enne punta di diamante della società organizzatrice dell'Atletica Buia, in 39-18. Terza Samantha Mattiussi, Malignani Libertas, ma su questa gara torneremo nella prossima puntata. Grazie per la fedele attenzione, arrivederci a lunedì prossimo. Boom.